Ed entriamo allora in questo studio ideale dedicato alla cantina di Ponte di Piave, alla confraternita del Raboso, ma a questa festa tradizionale veneta, trevigiana in questo caso, quella del Porcel, ovvero la festa del Porcel, che ogni anno da 14 anni si fa, per dimostrare alla gente come si fa i salami, la salsiccia, le coppe, le pancette. Signor Piero e signor Mario, due norcini. Ecco, la differenza, spiegamolo, che io non posso presentarla come un macellaio, ma il norcino che cos'è? Dal norcino al macellaio è solo che la cultura dell'insaccato parte da Norcia, e così chiamati norcini. Ecco, infatti il norcino tratta e lavora la carne di maiale per fare insaccati. Lei qui cosa sta facendo? Salami. E che tagli sono questi? Questo è il fiore della carne, prosciutto, carè, tutta la fesa che fa parte del prosciutto, tolti tutti i muscoli, tutte le pelli. Ma che differenza c'è ad esempio tra fare un salame ed una salsiccia? Nella salsiccia si mette carne... La carne migliore. La classifica è prima la salsiccia, sì, poi il salame, poi il cotechino. Ieri è stata fatta l'uccisione del maiale, e quando si potranno poi degustare questi prodotti? Questi fra 20 giorni. Il tempo di maturazione che fa la fermentazione della carne, l'asciugatura. Mentre tutto il resto è già quasi vicino alla griglia oggi. Sì. La salsiccia dopo 2 giorni è buona, il cotechino 8 giorni. Allora noi la lasciamo lavorare, vedo anche del vino però. Sì, il vino è per dare, perché non si attacchi la carne, e per fare l'aglio. Ah, quindi c'è anche quell'ingrediente? Sì. Nel salame ci va il vino. Ok, allora io le do una stretta di mano, grazie. Saluto anche il signor Mario Brunetta, noi ci fermiamo qui, e un servizio di cronache trevigiane, e poi continua questa festa con la confraternita del Raboso. Più tardi può venire a vedere e filmare i salumi fatti. Non mancheremo, a tra poco. EcoMake, la prima fiera dell'edilizia sostenibile di qualità. Si è tenuta alla Fiera di Verona, coinvolgendo oltre 30 espositori da tutta Italia. Una mostra convegno patrocinata tra gli altri da Regione Veneto, che ha ospitato solo materiali e tecnologie dotate di un'apposita certificazione di ecosostenibilità. Nel campo della bioedilizia si tratta del primo evento a livello europeo realizzato con simili caratteristiche. Una conferma del fatto che, come sostiene l'assessore regionale Coppola, il Veneto si è mosso in anticipo in questo settore. Noi abbiamo tracciato peraltro come Regione Veneto anche delle linee guida che oggi riguardano soprattutto il residenziale, ma nel prossimo riguarderanno anche gli edifici produttivi e gli edifici che in generale comunque non si occupano solo, non riguardano solo l'edilizia residenziale, ma anche il commerciale e quant'altro. Un evento promosso dal Metadistretto Veneto alla bioedilizia e organizzato da PMT SpA. La collaborazione tra i due enti, come spiega Matteo Farsura. Ha contribuito a creare veramente una sinergia importante per quello che vediamo oggi, quindi un evento dedicato a una tematica del sostenibile con un format innovativo sia nell'esposizione sia nel reparto della convegnistica. La bioedilizia non è solo un'alternativa ecologica, ma una risposta concreta alla crisi dell'edilizia, afferma Alessandro Conte. La crisi è forte nel settore dell'edilizia, veniamo fuori solo con delle ristrutturazioni che diano qualità a quello che si fa, ma che diano soprattutto benessere e salubrità sia degli ambienti che dell'ambiente esterno. Tra le tante novità presentate alla fiera, Edil Biocerto, il marchio del costruire sostenibile della provincia di Treviso, promosso dal Consorzio per lo sviluppo della bioedilizia. Un'iniziativa, come spiega il presidente del consorzio Michele Noal, che risponde a 3 esigenze fondamentali. La prima, quella di migliorare il patrimonio edilizio, la seconda quella di rispettare l'equilibrio della natura, quindi l'equilibrio della sostenibilità, la terza anche pensando a un fattore economico, quello appunto di rilanciare un settore, quello dell'edilizia, che in questo momento sta soffrendo particolarmente. Rientriamo in questo studio ideale ancora a Ponte di Piave, presso la cantina di Ponte di Piave, per questa grande festa della confraternita del Raboso. Con Mario stiamo preparando le soppresse, ma non sono soppresse normali, no?
Allora, a soppresse in vestia qual è? Stia lecco il filetto, Quindi il filetto che copre, che riveste... un filetto di maiale che copre qua carne del salame. E poi c'è dama bianca, un'altra soppressa, la dama bianca. Lama bianca, lei vestita sempre con carne e salame, però lardo. C'è un pezzo di lardo all'interno a dare ancora maggior sapore. Allora, grazie a Mario, noi ci fermiamo qui e tra poco le conclusioni da Ponte di Piave. L'inverno sta finendo e uno dei protagonisti della bella stagione ormai alle porte è senza dubbio l'asparago bianco di Cimadolmo IGP, una delle eccellenze agricole più celebri della marca trevigiana. L'ortaggio più atteso della primavera viene coltivato in una piccola area di terreni vocati, bagnati dalle limpide acque del fiume Piave. Una tipicità che deve essere difesa e tutelata dalle tante imitazioni, come ci spiega il direttore generale di APVF, Domenico Dalbò. Dobbiamo tutelare il prodotto dell'asparago bianco di Cimadolmo da tutto quello che viene fuori dalla zona di Cimadolmo e quindi quello che viene dal Perù, quello che viene da altre parti d'Italia che viene spacciato per asparago bianco di Cimadolmo. Il direttore di APVF ci parla delle novità introdotte per valorizzare l'asparago bianco di Cimadolmo IGP, a partire dal confezionamento per arrivare al prezzo consigliato. Tutte iniziative volte a proteggere e tutelare un prodotto unico. Riconoscibile in una confezione dove nel frontale ci sono tutti i gonfaloni dei comuni, sarà rappresentato il territorio, sarà scritta la storia dell'asparago bianco di Cimadolmo, saranno date delle indicazioni come consumarlo e sarà messo al pubblico con un'alleanza tra produttore e consumatore. L'asparago bianco avrà un calibro che va dal 19 al 24. Questo si chiama asparago bianco di Cimadolmo, quello dentro in quella confezione. Tutto quello che non è dentro in quella confezione non è asparago bianco di Cimadolmo. Verrà dato un prezzo consigliato al pubblico, in maniera che il prezzo sarà uguale per tutti quanti. Ed eccoci qui nella bottaia della cantina di Ponte di Piave per tirare un po' le conclusioni. Non potevamo non farlo che con Massimo Benetello, direttore generale della cantina, ma perché? Perché è anche confratello della confraternita del Raboso, questa festa del Porcel che ogni anno sceglie un luogo delle tradizioni. Beh, la vostra cantina non poteva che essere il luogo migliore. Queste sono feste che tra l'altro avvicinano e mantengono viva sia l'aspetto della tradizione ma anche l'amicizia, c'è molta gioia, Certamente l'umanità è alla base di tutto questo e la grande passione che avete voi per la viticoltura è un altro elemento importante. È importante perché riuscite a valorizzare i nostri vitigni autoctoni e riuscite anche a esplorare il mondo, a scovare anche nuovi mercati. Dove state lavorando in particolare? Seguire il mondo e far valorizzare questa tradizione ci impegna commercialmente in 22 paesi. Cerchiamo di portare anche un prodotto come il Raboso che sicuramente è curioso dal punto di vista della tradizione, non è noto come potrebbero essere i Pinot Grigio, il Merlot, il Cabernet, ma che trova curiosità e anche... La trova talmente tanto che è finita la scorta, mi hanno detto. Sì, è vero, sì, c'è stato, diciamo che vi sono momenti nel quale il lavoro poi porta i suoi frutti, no? Ecco, voi avete fatto una scelta commerciale molto precisa anche, quello di credere nel rapporto diretto con il consumatore attraverso la vendita diretta. Sì, la nostra realtà si articola in quattro punti di produzione raccolta uve, no? Perché articoliamo nel territorio trevigiano e veneziano, quindi attualmente abbiamo qui a Ponte di Piave, a Caposile, a Eraclea e a Villorba abbiamo i nostri negozi. E con una grandissima soddisfazione perché vediamo che viene apprezzato il nostro lavoro e questo rapporto diretto con i consumatori ci aiuta anche perché ci arrivano tantissimi consigli. Proprio in conclusione una curiosità, al di là della Germania, qual è il paese straniero particolare che state avendo soddisfazione? L'Inghilterra. Anche se non sta vivendo un momento economico brillantissimo, però si è scoperto negli ultimi anni curioso nei confronti del vino, per una cultura anche del bere sicuramente ricercata e quindi abbiamo scoperto, infatti abbiamo
negli ultimi 3 anni abbiamo favorito una visita delle nostre terre da parte di questi clienti e negli ultimi anni abbiamo incrementato molto, facendogli vedere però la nostra terra. La sfida è sempre quella, no? Il locale e portarlo nel globale e non il contrario. Allora, io ringrazio il direttore generale, noi siamo arrivati alle conclusioni di questa puntata di Cronache Trevigiane, speriamo che anche la prossima sia interessante allo stesso modo e ci vediamo quindi alla prossima puntata, stessa televisione, stesso orario. Un programma in collaborazione con Uindustria Treviso, Provincia di Treviso, Casatella Trevigiana DOP, Gruppo Apo VF, Gruppo Grigolin. Cronache Trevigiane è una produzione Z Group.